Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Replay Teleeuropa Network. Per questo lunedì 8 ottobre 2018 parleremo di quello che è successo in Serie B, della sconfitta del Crotone per 1-0, ieri maturata nei minuti finali nel posticipo a Palermo su un tiro di Nescoloschi poi che è stato deviato. Parleremo del pari del Cosenza di sabato pomeriggio in quel di Carpi per 1-1. Sentiremo poi quello che ha detto Braglia, sentiremo anche quello che ha detto nel post partita l'allenatore del Crotone Stroppa. Non sappiamo se la panchina scricchiola, ci sono dei rumors, poi cercheremo di capire anche questo e parleremo nella seconda parte anche della Serie C. Vado subito a presentarvi gli ospiti, il nostro collega, amico fisso adesso, Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Grazie Alessandro. Buonasera a tutti. Per essere qui con noi anche questo pomeriggio. Aldo, noi andiamo di pomeriggio in diretta, è bene che si sappia perché molte persone poi ci dicono ma possiamo telefonare, non possiamo... Noi siamo in diretta il pomeriggio con replica alle 21. Abbiamo l'ex allenatore del Cosenza Calcio, eccolo qua, Gianluca Gagliardi, grazie mister. Oggi da te voglio capire qualcosina a livello tecnico-tattico, voglio capire anche quello che succede a Crotone e tutte le altre cose delle formazioni di Serie C. Parleremo naturalmente della sconfitta del Rendia a Castellammare di Stabia per 2-1, il Rendia che aveva giocato veramente bene. Poi c'è stata la partita che è stata rinviata per il maltempo, quella tra il Catanzaro e la Regina, e la sconfitta della Vibonese a Catania per 3-0. Grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Salve, buon pomeriggio a tutti. Allora, grazie. Prima di entrare subito in argomento, io vorrei naturalmente vedere quelli che sono stati i risultati che sono maturati nella giornata che ha riguardato il fine settimana della Serie B. Enzo Leonetti in regia, grazie al nostro Michele Cava e a Luca Chito che appunto alla messa in onda. Andiamo a vedere quello che è successo, dicevamo, ecco i risultati. Brescia batte Padova 4-1 in rimonta, che rimonta con questo poker. Poi abbiamo Carpi Cosenza 1-1, Cremonese Salernitana 0-0, Foggia batte Ascoli 3-2, poi a Verona il Lecce nell'anticipo di venerdì ha battuto l'Hellas Verona per 2-0, poi ancora una sconfitta interna per il Livorno. Era stato messo in discussione ieri sera Lucarelli, ma questa mattina la società ha ridato nuovamente la fiducia appunto a Cristiano Lucarelli. Lo Spezia ha battuto per 3-1, dicevamo, il Livorno, poi Palermo Crotone 1-0, Perugia Venezia 1-0 e infine Pescara Benevento 2-1. Ha riposato, vi ricordo, il Cittadella. Andiamo a vedere la classifica generale, se l'abbiamo. Enzo Leonetti, grazie. Vediamo un attimino come sono messe le squadre in generale, in particolare quelle calabresi. Allora, al comando il Pescara di Pillon, che si sta rivelando veramente una squadra forte, specialmente in casa, 15 punti, poi Verona 13, poi a 12 punti troviamo il Lecce e lo Spezia, entrambe vincitrici nell'ultimo turno, poi Palermo e Cremonese 11, Cittadella 10 insieme al Benevento e al Brescia e alla Salernitana, poi con 8 punti il Perugia, 7 il Crotone, 6 punti Ascoli e Padova, 5 punti il Carpi, 4 punti Venezia Foggia insieme al Cosenza, e chiude la classifica generale il Livorno, come dicevamo, sconfitto ancora una volta e 2 punti dalla sua parte. Alessandro, cominciamo ad inquadrare questa classifica, quello che sta dicendo in questa prima parte di campionato, e poi naturalmente parleremo. Magari se la riposizioniamo, sono sicuramente facilitato, diciamo che un'idea della classifica ce l'ho. Il Pescara sta andando a 1000. Il Pescara, eccola là. Il Pescara ha il vantaggio sicuramente della continuità tecnica, che in tutte le categorie dà una grossa mano nel lavoro degli allenatori. La classifica è abbastanza veritiera, con qualche asimmetria che è relativa per esempio al Crotone, che si trova a soli 7 punti, il Foggia ricordiamo che ne avrebbe addirittura 12 in questo momento, quindi sarebbe terzo in classifica. La sorpresa positiva è il Lecce, lo Spezia non mi sorprende perché ha un ingranaggio importante, un assetto importante di squadra. Per la zona bassa diciamo che c'è già
un posizionamento quasi fisiologico e naturale. Perché? Se guardiamo la parte sinistra della classifica, difficilmente andiamo a trovare delle squadre che, a meno che non si suicidino, possano lottare per la retrocessione. Dalla parte destra della classifica vedo Ascoli, Padova, Carpi, Venezia, Cosenza e Livorno tra le squadre che dovranno evitare con il cosiddetto coltello tra i denti fino all'ultimo secondo dell'ultima partita la retrocessione. Vediamo Enzo Leonetti, ritorniamo in studio, grazie, così inquadriamo il nostro Alessandro. Per quanto riguarda invece la questione della zona bassa, soprattutto delle calabresi, partendo dal Crotone che ieri ha perso in maniera inopinata una partita a Palermo contro un buon Palermo, però dal Crotone ci si aspetta tutt'altro. Stroppa era arrivato, scelto da Ursino, con la certezza che potesse condurre un campionato di vertice. La situazione certo non è pregiudicata, ma è chiaramente un po' strano che il Crotone abbia solo 7 punti in 7 partite, sono veramente pochi. Non si vede al momento, almeno negli sprazzi che ho visto del Crotone, un'idea per lo quale di gioco si è vista solo nel secondo tempo di Cittadella, a mio avviso, e nella partita successiva in casa contro il Foggia. Riguardo il Cosenza bisogna essere onesti e chiari. Un piccolo intervento perché poi... Sì, velocemente. Il Cosenza a 4 punti sarebbe virtualmente ultimo in media inglese, perché bisogna ricordare che il Livorno ha una partita in meno. I segnali sono, la situazione è sempre di allarme rosso, fuoco, mi piace utilizzare questo linguaggio un po' da fantascienza, ma è così perché il Cosenza è ultimo in classifica. I segnali però, almeno da Carpi, sono in controtendenza, perché la squadra ha tirato fuori una prova gagliarda e meritava sicuramente di vincere, come meritava di vincere la partita in casa con il Livorno. Mancano dei punti all'appello e soprattutto, prima di passare la parola ad altri, manca la partita con il Verona, perché il Cosenza ha giocato 6 partite, 4 pareggi e 2 sconfitte. È una partita a proposito di questo, Alessandro, per la fine della settimana dovremmo sapere qualcosina sull'appello. Questi sono i rumors. Fine settimana o inizio i primi giorni della prossima. Allora, mister, ha inquadrato il collega Alessandro Russo la situazione della classifica generale, te l'aspettavi così dopo questo avvio di campionato? Sì, come al solito la disamina di Alessandro sulla classifica è ineccepibile. In generale sì, c'è qualcosa ancora che si deve inquadrare in alcune squadre come il Crotone, che, come ha detto bene Alessandro, non sta esprimendo il reale potenziale della squadra e della rosa che ha a disposizione. Ritengo che gli equilibri siano sempre importante. In questo momento secondo me il Crotone manca di equilibrio perché ha troppa qualità in mezzo al campo e poca quantità. Difficilmente in Serie B, se non si corre, se non si dà qualcosa in più a livello di agonismo, si ottengono risultati. Per quanto ci interessa, sì, abbiamo visto una partita, io ritengo un po' brutta dal punto di vista tecnico, troppi errori in fase di impostazione, nei passaggi semplici, sì, e anche in fase conclusiva. 2 squadre che si sono equivalse nel primo tempo con qualche errore di troppo in fase di impostazione, sì, forse c'era troppa foga nel voler ottenere il risultato e raggiungerlo senza correre nessun rischio. Arrighini da una parte ha dato vivacità con i suoi movimenti, la voglia di farsi giustamente vedere dagli ex, così come da parte nostra i nostri piccoletti in mezzo al campo, Mungo e Garritano, sono stati in continuo movimento ma hanno prodotto poco perché le 2 squadre erano molto attente in fase difensiva e poche propense a lasciare degli spazi. Ci sono stati degli errori a livello individuale che sono abbastanza evidenti e che hanno determinato poi alla fine il risultato. Nella sostanza tiri in porta sono stati pochi, nella quantità e nel possesso dopo l'1-0 del Carpi ha giocato solo il Cosenza, dove ha trovato un Dorazio in stato di grazia, perché ritengo che quasi tutte le azioni siano partite dalla sinistra e da cross dello stesso. Così come avremmo potuto fare qualcosa in più davanti, dove il solo Maniero si è dato, diciamo, più da fare sia nel gioco di squadra che nel cercare la conclusione. Ahimè, forse l'occasione più limpida l'ha avuta
di piazza, che poteva fare meglio e magari cambiavano le sorti della partita, anche perché non ho visto un Poi andremo a vedere gli highlights di questa partita, dicevo gli highlights, e poi naturalmente parleremo di quello che è stato questo pareggio. Aldo, allora mi dici qualcosina su questa classifica generale con questo Pescara seguito dal Verona, questo Lecce che praticamente è andato a vincere proprio nella tana della prima classifica, ex primi classifiche il Verona. Secondo me è una classifica Lecce ancora... e Spezia sono le squadre della settimana, Ancora, Pocheré che ieri ha fatto molto, una grandissima molto... partita con lo Spezia, peccato che si è fatto male. Ci sono dei buchi neri secondo me, per esempio il Benevento è a 10 punti, eppure si pensava che il Benevento... perso nuovamente. Per cui ancora il Crotone stesso è a 7 punti. Ma io volevo chiederti una cosa, il Crotone manda 6 giocatori, se mi date la camera, nelle varie nazionali. Il Crotone 6 giocatori nelle varie nazionali. È strano che, come diceva Alessandro, una squadra non abbia preso ancora il passo. Ursino l'altra volta della Serie B, il direttore sportivo diceva che fino a metà agosto non sapeva se la squadra, dice... Io non vorrei essere cattivo, ma... in B oppure in A, aspettiamo, non aspettiamo, e quindi non abbiamo fatto, specialmente in difesa, determinati acquisti come forse si aspettavano loro per quanto riguarda la Serie A. Poi è uscito il discorso del Chievo e quindi forse si sono dovuti un po' adattare, tra virgolette. No, sulla carta la squadra, il Crotone è la squadra più attrezzata per vincere questo. E questo ti sto dicendo, stiamo dicendo la stessa siccome cosa. Io sono uno che mi piace parlare chiaro, non faccio nessuna e come te lo spieghi? E non voglio fare torto a nessuno. Secondo me il problema dell'allenatore. Secondo me ha un problema, sì. Probabilmente questi giocatori che sono forti, importanti, di categoria, non hanno assimilato bene questo gioco che Stroppa vuole praticare sul campo. Allora c'è bisogno di capire se Stroppa è un allenatore che può poi far assimilare a questi giocatori il suo modulo di gioco, oppure Stroppa dovrà fare come hanno fatto altri, che va a casa, perché il Cosenza ha sbagliato già l'anno scorso a prendere Zenga e se ne è andato. Tu ce l'hai sempre avuto con Zenga, ma ti ha dato fastidio questo Zenga? Franco, gli allenatori purtroppo... Non ti è stato mai simpatico Walter Zenga? No, non è che non mi è stato simpatico, è un allenatore che sicuramente è bravo, però è molto molto presuntuoso, perché se non avesse avuto quella presunzione di fare alcune cose, o magari anche, perdere in casa con la spalla, eccetera, sarebbe salvato. Probabilmente il Crotone sarebbe salvato, come ha fatto 2 anni fa con l'allenatore che aveva, che era bravo e che purtroppo è a spasso. Probabilmente ci potrebbe essere anche un ritorno dell'allenatore che ha salvato il Crotone, che è bravo e che è uno che probabilmente conosce anche l'ambiente. Stroppa conosce l'ambiente di Crotone, sa Crotone come viene concepito il calcio. Allora, se Stroppa dovrà riportare il Crotone in Serie A, deve trovare il modo come farlo, perché la squadra, i giocatori, l'ambiente, la società soprattutto, è una società forte, è una società importante, ha un presidente di un certo peso, ha un direttore sportivo. Mi meraviglio io di Ursino che ancora non abbia capito che bisogna trovare in Serie B degli allenatori giusti, adatti per questa categoria. Il Cosenza, poi parliamo del Cosenza, finalmente forse ha trovato il modo di giocare e di capire come devono essere messi in campo. Altrimenti il tuo diventa un monologo, ti posso bloccare. Abbiamo tanta canna qua. Allora, abbiamo sentito Alessandro Russo, abbiamo sentito il parere di mister Gagliardi e naturalmente del nostro opinionista Aldo Cennamo. Allora, io direi di andare a vedere gli highlights che ci ha preparato per noi Gianluca Pasqua, caro Enzo Leonetti. Allora, andiamo a vedere quello che è successo a Carpi tra il Carpi e il Cosenza. 1-1, grazie. Stavolta è il Cosenza che esulta alla fine. Il gol di Baez rimette le cose a posto ed evita l'ennesima beffa per la formazione di Braglia. L'attaccante uruguagio disegna la traiettoria più imprevedibile e lascia il segno nei pochi minuti a disposizione, limitando i danni in una gara per lunghi tratti dominata dal Cosenza. Squadre a corto di punti, ma è solo quella rossoblù a cercare con insistenza la via della rete. L'avvio, come a Cremone, è aggressivo. I lupi schiacciano l'avversario recuperando palloni utili per Maniero di piazza. Manca la precisione e un pizzico di fortuna, quella che al Cosenza sembra aver girato le spalle in questo avvio di campionato. Gli ospiti non affondano il colpo e il Carpi pian piano riprende coraggio. Solo Pasciuti e Arrighini però sembrano in grado di far male alla difesa silana. Ad inizio ripresa arriva puntuale il solito errore individuale che come sempre viene punito con la massima pena. La presa di Saracco sul tiro di Jelenic non è perfetta, Mokulu gioca bene le sue chance e offre a Pasciuti la palla dell'1-0.
La mazzata non spegne il Cosenza, che si getta in avanti in modo rabbioso, e Idda il primo a sfiorare il gol del pareggio, ma Colombi smanaccia, così come sul cross velenoso di Dorazio. I rossoblù assediano l'area del Carpi e le occasioni da gol sono continue. L'ingresso di Baez e Baclé dà ancora più forza ai lupi che protestano per l'atterramento di Garritano in serpentina fino all'area piccola. Bilitteri lascia correre nonostante l'ostruzione di Poli sia evidente, ma il Cosenza non si rassegna. Il tiro cross di Baez regala il pari e con qualche minuto in più forse la sosta sarebbe stata ancora più dolce. Abbiamo fatto una bella partita, determinati, convinti di poterla vincere. Io sono felice per ragazzi, se continuiamo così i risultati arrivano e ci leviamo delle soddisfazioni. Noi abbiamo fatto delle partite anche prima giocando 3-5-2 bene, poi però alla fine andavi in vantaggio e poi pareggiavi, no? E tutti ti dicono, però ha giocato bene. Mi è già successo anni fa con la Juve Stabia, le prime 5 partite. Poi lì mi misi 4-2, 3-1 e si arrivò, mi sembra, a settimi o ottavi. Ora mi auguro che giocando in una certa maniera questa squadra riesca ancora di più a crescere, a sfruttare le occasioni che crea, a diventare più cattiva e più determinata a volte negli episodi contrari. Insomma, abbiamo sentito Braglia. Alessandro, qui partiamo dal rigore di Garritano, partiamo poi da Gerry Mbakogu, che era l'attaccante all'epoca della Juve Stabia, che gli fece 24 gol e di cui si parla nell'ultimo periodo, eccetera, eccetera. Parliamo della partita in generale. Sì, Manca peccato dalle immagini, ti chiedo scusa un attimo, di Infront e di DAZN, il gol, diciamo, quella bella occasione da rete che ha avuto Di Piazza, che purtroppo non ha sfruttato, ma non dipende da noi, dipende da Infront. Tiro di Mungo mi sembra manca. Vabbè, comunque, al di là di questo, diciamo che il Cosenza quest'anno, almeno nelle prime partite, paga dazio in maniera violenta, una certa leggerezza nell'esecuzione sotto porta, una scarsa esperienza oppure una caratterizzazione di categoria nelle partite interne con il Livorno e con il Perugia, il classico braccino, perché se togliamo la partita di Ascoli, dove ci può stare che all'ultimo secondo su un corner becchi gol, con il Livorno e con il Perugia si doveva chiudere la partita. E ieri sabato, diciamo dal punto di vista della partita è un lapsus freudiano, ma sabato, che è questa giornata dedicata al football in Serie B, il Cosenza ha avuto le occasioni per passare in vantaggio. Ne parlava mister Gagliardi dell'occasione di Di Piazza, ma anche Maniero ha avuto una palla di testa abbastanza... Quella di Idda pure, l'abbiamo visto. Un po' così, da mettere, poi è stata una parata del portiere. Il Cosenza non riesce, perché ha il peggior attacco della categoria, quindi non è che c'è bisogno di fare i menagrammi, non riesce a fare gol e soprattutto dovrebbe chiudere le partite. Stavolta stava per patire una brutta beffa per una squadra che secondo me però ha dato dei segnali positivi e in controtendenza, quelli di un carattere ha tirato fuori l'anima alla fine. Lasciamo stare se il tiro di Baez fosse o meno diretto laddove dove è finito, ma il gol mi sembra il minimo risultato per una prova gagliarda del Cosenza. Ecco, partiamo dalla squadra e da Braglia. Il patrimonio della Serie B appartiene alla città e ai tifosi. Braglia e la squadra non possono che essere applauditi per lo scorso anno e per quest'anno. Sicuramente sappiamo chi dover ringraziare per la produzione in Serie B, ma sapremo chiaramente chi dover, diciamo, non dico accusare, ma sapremo chi è il responsabile o chi sono i responsabili quando il Cosenza non mantenesse la categoria. E questa è poi una domanda che rivolgerò ad Aldo Cennamo, mentre a mister Gagliardi, hai visto gli highlights di questa partita, effettivamente poi insomma il Cosenza ha creato sicuramente molto più del Carpi, come diceva Alessandro non è riuscito poi a sfruttare, diciamo, sotto rete quelle che sono state le occasioni che ha creato. Sì, rispetto alle partite precedenti comunque abbiamo visto per 90 minuti una buona tenuta, per carità, si parlava di un problema più che altro mentale e non fisico. Questa volta la squadra la tenuta l'ha avuta, tant'è che è riuscita a pareggiare con Baez a un minuto dal termine. A proposito, Baez gli abbiamo portato fortuna, è stato con noi, non era vicino a te. Lo abbiamo scosso così. L'abbiamo scosso. Sì, come si dice in positivo. Ha segnato pure Bentancur tra le altre cose, sono tutte e due uruguaiani, o no? Gli uruguaiani tirano fuori sempre qualcosina. Qualcosina la tirano poi, a sorpresa. Vai, mister. Sì, come volume di gioco, ripeto, il Cosenza ne ha fatto tanto, poi
mio modesto avviso, questa è una squadra che ogni qualvolta si trova al dentro fuori del meglio di se stesso. Questo è partito l'anno scorso dai playoff, quando ci trovavamo sotto contro l'Atletico Leonzio. Sì. Da lì c'è stata una metamorfosi proprio della squadra che è diventata più camaleonta, forse più coraggiosa nel dover raggiungere il risultato. E anche ieri, quando secondo me ha visto un po' qualcosa scricchiolare perché il risultato era pesante, perdere con il Carpi ieri, parliamoci chiaro, perché dopo valla a spiegare. Dopo 5 partite giocate, classifica alla mano, ti trovi a un punto dopo aver giocato con Livorno, Carpi ed Ascoli alla prima giornata e non contro le squadre più blasonate, chiaramente ti fa vedere tutto buio. Fortunatamente e meritatamente ha raggiunto perlomeno quello che era il risultato più ovvio vista la partita, e magari se l'avesse raggiunto qualche minuto prima il Cosenza avrebbe potuto anche vincere la partita, perché ho visto un Carpi abbastanza arrivato anche fisicamente molto statico sulle gambe, non ripartiva più. Hanno ricominciato con Castore, col suo preparatore hanno ricominciato nuovamente, il Carpi come hanno ricominciato a fare di nuovo l'erba del San Vito, la risollatura, poi ce ne darà qualcosa Aldo, perché lo sai, no? Che il San Vito è stato messo di nuovo sottosopra, quindi... Ma anche il terreno loro non mi è sembrato dei migliori, proprio per ribadire un discorso che spero sia chiuso qui a Cosenza. No, il Carpi, che fa caso alle caratteristiche fisiche dei loro giocatori, quel Gaucher lì ha fatto forse 7-8 falli, tra l'altro non mi ricordo se è stato ammonito poi. Arrivavano sempre in ritardo, cioè non è in una condizione ottimale la squadra, e secondo me il Cosenza, se avesse iniziato con maggior coraggio, più spregiudicatezza, più sbarazzina, probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa in più. Aldo, allora mi dice qualcosina sulle condizioni del terreno di gioco, perché sappiamo che è stato... Sì, perché c'è un nuovo look. A proposito, Ferrara ieri, no, lo dobbiamo dire a beneficio degli spettatori di chi ci segue, non ci seguono in tanti tra Calabria e Sicilia, 3 mesi per rifare praticamente lo stadio. Ieri sera hai visto, immagino, la partita tra Spalla e Inter, ma quel terreno di gioco sembrava un biliardo. Sì. Poi al mio, tra virgolette, Sardegna Arena di Cagliari, 40 giorni, ma è un altro biliardo. Voglio dire, insomma, a Cosenza ci sono stati un po' di problemucci. Ma i problemi ci sono stati perché probabilmente chi doveva adempiere poi sì, poi no, castelli qua, castelli di là. Probabilmente la risollatura è stata fatta male, allora si è cercato di tamponare il più possibile, poi sicuramente l'attenzione che c'è da parte del Presidente del Cosenza, ma soprattutto dell'amministrazione locale, ha fatto sì che la ditta che aveva fatto, diciamo, in quella maniera sbagliando, ha dovuto immediatamente correggere, probabilmente stanno correggendo ancora adesso. Questa correzione porterà bene al Cosenza, perché onestamente anche il terreno di gioco avrebbe potuto essere influente. No, ma perché questo, parlando con qualche giocatore, lo dobbiamo dire, parlando con qualche giocatore sia da una parte che dalla parte avversaria, poi ti dicono a telecamera e microfoni spenti che il terreno di gioco influisce anche, caro mister, sulla tenuta dei 90 minuti. Per quanto riguarda, scusa, sulla tenuta dei 90 minuti influisce. Una cosa importante, lo leggevo l'altro giorno, 13 giorni a Udine, mi pare, il del Bosch. Hai visto che cosa hanno fatto ad Udine? Con una nuova tecnica, nel senso che hanno legato le zolle della cosa, e per cui hanno ricucito per non farli saltare quanto i giocatori, e per cui è una nuova tecnica. Ma per quanto riguarda, se mi fai dire qualcosa per il Cosenza, ci mancherebbe altro. Io penso che quando c'è stato Braglia qui, io poi sono contento perché avevo previsto che Braglia cambiava modulo di gioco. Sì, l'avevi detto, c'era capito, perché non c'era, perché lui voleva, secondo me, soprattutto in difesa, voleva una difesa più ermetica e un centrocampo più, di fatto ha giocato Verne, che è molto più, diciamo, del possesso palla è migliore, è più quello che più va sull'uomo, fa pressing e via dicendo. A me Verne onestamente non mi è dispiaciuto per quella partita, per cui il centrocampo del Cosenza è stato, Braglia ha detto che il centrocampo, lui c'è i giocatori adatti per il centrocampo e quindi non ci sarebbe. Io penso invece che c'è bisogno di un centrocampista e c'è soprattutto bisogno di un attaccante. Io farei un invito al Presidente Guarascio
se mi posso permettere. Ma tra gli svincolati, altrimenti bisogna aspettare il mercato di gennaio. Di cui si parla, se ne parla un giocatore che mi pare che abbia 26 o 27 anni, se è considerato che il presidente Guarascio ha tutto l'interesse a mantenere questa Serie B, non sarebbe male se il presidente Guarascio andasse a vederlo questo giocatore, oppure chieda a Braglia, perché l'ha avuto a Castellammare di Stabia, giocati col Carpi in casa, non sarebbe male se questo attaccante venisse a Cosenza, ci darebbe una mano, perché il Cosenza in attacco ha bisogno di una spinta in più, perché siamo un attacco un pochino miope, un pochino carente di gol, e dico, per cui se questo ragazzo dovesse venire a Cosenza sarebbe per la città di Cosenza e per il Cosenza una bella spinta in più per arrivare non solo alla salvezza presto, ma anche per andare forse oltre la salvezza. E allora, visto che hai introdotto il discorso, io l'avevo fatto a mo' di battute, c'è Alessandro Russo è in contatto con delle persone, un po' di amici che vivono il nord. Quindi sono stato un po' un profeta. Io sto facendo delle opportune verifiche. Delle verifiche. Dopo la pubblicità, perché è importantissimo, diremo anche il nome del calciatore, è molto importante. Restate con noi, grazie, pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Eccoci, seconda parte di Replay, lunedì 8 ottobre 2018. Allora, Aldo Cenno parlava di svincolate, adesso ci farà un po' di chiarezza il nostro collega Alessandro Russo, anche perché stamattina dobbiamo naturalmente dare a Cesare quel che di Cesare, l'ha tirata fuori Gazzetta del Sud, nell'ultima parte parlava di Jerry Mbakogo, che sarebbe un pensiero importante da parte di Braglia. Ci scrive Elio Principato, che salutiamo, e tantissimi altri amici che chiedono invece quando sarà possibile di avere un portiere di esperienza. Noi con Braglia abbiamo parlato la volta scorsa, abbiamo detto ma c'è anche Perina come terzo portiere, sarebbe il caso magari di poter vedere se la società è d'accordo, se l'allenatore è d'accordo, non lo so, il direttore sportivo eccetera, perché era stato messo insieme a Baclé, come tutti ricorderanno, sul mercato, poi non c'è stata nessuna squadra interessata all'uno e all'altro, e di conseguenza, o meglio a Baclé sì, però Baclé mi pare che abbia detto di no, giusto Alessandro? Che abbia rifiutato un bel po' di squadre quest'estate Baclé, sì, e quindi è voluto restare a Cosenza. Da quello che si sa, Baclé è voluto rimanere a Cosenza, scherzosamente glielo dicono un po' tutti, Baclé è uno di noi, dicono a Cosenza, sì. Ma come dargli torto, insomma è un giocatore che infiamma la piazza solo al pensiero che entri in campo. Ieri, di nuovo, sabato la squadra si è giocata della sua presenza, perché ha lottato, ha sgomitato, poi aveva dato una palla su un piatto d'argento a Bruccini per il gol del 2-1 dal limite dell'area, difficilmente Bruccini le sbaglia, purtroppo la palla è andata in curva. Diciamo che Baclé in questa fase in cui bisogna appigliarsi a tutto, a idoli e magie, anche al, come si può dire, al trascendente, in una fase in cui la classifica è orribile, fa paura, fa tremare i polsi, il Cosenza ha bisogno di tirare fuori qualcosa. Allora Alessandro, mi fai invece, come dire, il quadro della situazione del discorso svincolato, il Cosenza in rosa c'ha già 25-26 giocatori. Abbiamo fatto subito delle verifiche, 26 giocatori in organico, 26 sono abbastanza. È chiaro che lo abbiamo detto la scorsa volta e avevamo a fianco l'allenatore, non posso tirarmi indietro adesso. Per in assolo il Cosenza, a mio avviso, deve limitare i danni in questa prima fase del campionato, e poi dovrà, come è giusto che fanno tutte le squadre, mettere a disposizione di Braglia, dell'allenatore, 2-3 altri giocatori, magari cambiandone altri, per cercare poi nel girone di ritorno di fare più punti possibili. La questione di Jerry Mbakogo, il classe 92 nigeriano, che è in procura con il procuratore di Alisson, tanto per Stefano Castagna, è un giocatore forte, direi fortissimo per la Serie B, tant'è vero che ai tempi della Juve Stabia lo seguivano molte squadre di A per le sue caratteristiche importanti. È un giocatore un po' asimmetrico negli atteggiamenti, ma fortissimo fisicamente. Lo abbiamo incrociato quest'estate al termine del mercato con che zoppicava, perché ha fatto un intervento di ripulitura del ginocchio, è svincolato dopo una situazione controversa con il Carpi.
Abbiamo subito verificato con il direttore sportivo del Carpi, ma non ci risulta al momento, non ci sono grandissime novità. È un giocatore che chiaramente, come molti altri, costa, ha un ingaggio importante. Mi è stato chiesto l'ingaggio, è stato evidenziato che Bakoko ha un ingaggio molto importante, un ingaggio da Serie B. Ecco, se il Cosenza vuole salvarsi, però deve aspettare questa magnifica squadra che va in campo, gioca con il cuore e merita di trovare un Zanvito bollente di passione con il Foggia, ma bisogna anche che questi giocatori e questo allenatore abbiano qualche arma in più per giocarsela alla pari. Poi mai dire mai nel calcio, però vedendo le prime partite è chiaro che lo ha evidenziato Aldo, ma appare evidente che il Cosenza ha delle incertezze in alcuni ruoli, anche di giocatori che hanno fatto molto bene lo scorso anno, a cui bisognerà dire sempre grazie, però gli errori negli ultimi 16 metri o anche a ridosso della porta, nella fase difensiva, sono così evidenti che non mi sembra il caso di sparare sulla Croce Rossa. Assolutamente no. Mi sembra palese che il Cosenza manca anche di fisicità, se si toglie Bruccini a centrocampo, e poi per salvarsi serve del talento sulla tre quarti, che è sicuramente caratterizzato dalla presenza di Gianluca Garritano, che è un giocatore cosentino doc, che ha classe cristallina. Posso preggiarmi di averlo visto in campo in Europa League a San Siro e si vede chiaramente che ha un passo diverso. Servono gol, quantità e certezze nella fase difensiva. Prima abbiamo parlato di nuovo di Bizzarri, il portiere. Non è che dobbiamo fissarci, non abbiamo preso Bizzarri, no. Abbiamo un buon portiere giovane che meriterebbe di avere accanto, due portieri giovani, meriterebbe di avere accanto un portiere esperto che possa nella fase finale del campionato, cioè nella fase intermedia e finale del campionato, mettere il Cosenza nelle condizioni di giocarsi le sue chance, perché senza sognare, senza pensare a The Dreamers di Bertolucci, bisogna vedere che il Cosenza, ribadisco ancora una volta, con grande dolore ma in maniera asettica, è ultimo in classifica e in questo momento sarebbe retrocesso. Il campionato è appena iniziato, però serve un'impresa e serve che l'ambiente dia la scintilla, ma può anche non bastare. Sentiamo Aldo e poi diamo la parola subito a Gianluca Gagliardi. Io non ho detto che il Cosenza deve comprare questo, ho fatto un appello al Presidente. Vabbè, non è che hai detto una cosa... Aldo, non si sente il tuo microfono, mi dicono dalla regia che il tuo microfono purtroppo non si sente. Allora, diamo subito, nel frattempo che prendono l'altro microfono, la parola a Gianluca Gagliardi per vedere se lui è d'accordo con quello che ha detto il collega Alessandro Russo. Sì, qui bisogna fare un'analisi, parliamoci chiaro, Gianlo, qui non bisogna rimanere dietro le quinte, bisogna esporsi, bisogna dire le cose come stanno. Tu hai fatto l'allenatore, fai l'allenatore. Allora, questa è una squadra che ha bisogno naturalmente di essere puntellata. Giustamente dice Alessandro, bisogna limitare i danni fino all'apertura del calciomercato, però sei ultimo in classifica, il Livorno ha una partita in meno. Partiamo da un presupposto essenziale per dire, come giustamente hai detto tu Franco, quella che è la verità assoluta. La verità assoluta è questa. Ieri o sabato, giustamente come dice Alessandro, c'erano 7/11 della squadra dell'anno scorso. Sì. Una squadra che l'anno scorso in Lega Pro, grazie all'onda e all'entusiasmo che si è creato ai playoff, ci ha portato in B, ma che è arrivata classificata alla mano settima in Lega Pro. Settima, perché poi c'erano state le penalizzazioni, lo ricordiamo, di Siracusa e Matera. Bisogna ricordare sempre questo per partire poi dal discorso tecnico. Nel discorso tecnico ci sono stati degli errori, chiaramente, senza accusare nessuno, perché se io ho in organico determinati giocatori sotto contratto e sono pesanti, prima di andare a comprare un attaccante ci devo pensare 5 volte. Probabilmente c'è stata fatta qualche scelta affrettata all'inizio che ha aumentato questo numero di attaccanti senza che nessuno di questi fosse in grado di fare la differenza, né tantomeno si può fare un rinnovo di contratto sull'onda del sentimento, dell'affetto verso un giocatore. Se il giocatore è valido è bene, se no la Juventus insegna che viene prima di tutto la squadra, poi Marotta, Del Piero, eccetera, eccetera, eccetera. Marchisio, quando era il momento, i tuoi vecchi amici. Quando era il momento devono andare via e se lo fa la Juve lo dobbiamo fare anche noi piccoli, so che sia il Cosenza, sia la Triestina, sia il Benevento. Dato che è stato fatto qualche rinnovo, ahimè,
ti ripeto, come ha detto Alessandro, è un idolo, ma serve o non serve? Perché se io ho Perez e Mendicino già sul groppone, io Presidente non compro un altro attaccante, purtroppo, perché hanno un peso abbastanza elevato poi sul bilancio. Poi Mendicino è finito comunque al Monopoli. Poi liberato Mendicino, all'ultimo abbiamo preso Maniero, ok? Adesso si parla di... Allora è chiaro che, voglio dire, di questi 4 non si è contenti. Normale. Esatto. Se sei il peggior attacco dopo 7 giornate di campionato, diciamo 6 perché quella non l'hai giocata col Verona, poi motivo ieri ci sarà. Giustamente abbiamo notato, motivo ci sarà. Abbiamo notato questo cambiamento tattico. Allora ripartiamo da questo, ne parliamo dopo. Qual è l'idea e su quell'idea poi bisogna vedere i giocatori più... Ti chiedo scusa perché sul cambiamento tattico poi lo spiegheremo un po' ai nostri telespettatori, si è passati dal 3-5-2 al 4-3... 4-3-1-2. Esattamente, 1-2 con Garritano dietro le punte. Allora Aldo, tu siccome mi fai confondere perché alzi sempre il dito, a te la parola, il microfono non andava bene, adesso te l'hanno cambiato, vai, vai. Io ho un'idea diversa da quello che è il calcio, probabilmente perché non sono allenatore, però ho giocato anche al calcio, quindi io penso che in questo momento il Cosenza deve fare una scelta. Non funziona il microfono Aldo, oggi non ti hanno microfonato. Portatile. Ma scusate, possiamo averne uno portatile? E allora... Andiamo avanti con Alessandro Pino col modulo 4-3-1-2. Ma io l'unica cosa che posso fare, posso cedere il mio microfono. No, stanno provvedendo i tecnici. Si dice, bisogna andare avanti, andiamo avanti. Braglia lo ha detto, ha fatto una considerazione, mi sembra... Riferendosi alla Juve Stabia. No, dalla Juve Stabia alla fase difensiva, perché diciamocela tutta, nelle partite con il Perugia e con il Livorno, in difesa il Cosenza mi sembrava un po' in alcuni frangenti le belle statuine. C'è stato il palo, la traversa del Perugia, che il Perugia ha avuto la possibilità di maneggiare il pallone negli ultimi 16 metri per almeno 15 secondi senza che nessuno facesse niente. Non so se è una questione di modulo, io non faccio l'allenatore, mi diletto a fare il giornalista, ma è chiaro che ci vogliono anche delle caratteristiche. Come diceva bene anche il mister, diciamo, i giocatori che hanno fatto la B di quelli che giocano adesso, il solo Capela ha un'esperienza in difesa di 17 partite lo scorso anno a Carpi e poi dei buoni trascorsi nella A portoghese, nella B portoghese. Gli altri si stanno cimentando. Dermacu è un giocatore che in odore di cambio di procura è stato convocato dall'Albania di Panucci ed è un giocatore che è attenzionato da alcuni club di Serie A. Poi per il resto diciamo che è l'idea squadra quella che mettiamo in campo, no? Evidentemente Braglia avrà fatto le sue valutazioni per abiurare la sua idea tattica. Poi io ripeto, Garritano, che secondo me è la punta di diamante di questa squadra, io sogno di vederlo libero da impegni negli ultimi 16 metri o a ridosso degli ultimi 16 metri. Fa all'interno, lo fa anche bene, ma non è che è una diminuzio vederlo, anzi, chi ha talento deve in un certo modo trovare delle giocate. Gianluca Gagliardi, allora. Ma non vorrei che passasse la tattica come la cosa vincente, assolutamente no. La tattica e l'interpretazione del modulo sono vincenti qualora gli interpreti sono messi al posto giusto e che sappiano esprimere il massimo del loro potenziale. E sicuramente per vincere ci vuole della qualità. L'allenatore viene dopo. La qualità in questa squadra ce l'hanno senza che giriamo, perché voglio dire, sono quelli. Partire da Garritano per parlare di Tutino, allora ci sono tanti altri discorsi poi dietro. Baez ce l'ha la qualità secondo te? Ma io per quel poco che ho visto ancora non te lo so dire. Sicuramente se ieri ha calciato in porta c'ha un buon piede, se invece ha crossato... Velocità, c'ha molta velocità. No, è da valutare. Comunque adesso penso che ieri Braglia abbia chiuso il cerchio, perché se non sbaglio l'ha mandati quasi tutti in campo. Tranne Schettino non ha giocato. No, ma è stato chiaro con Schettino Braglia qui, ha detto sì, è un centrocampista ma non è di quelli che insomma... mi fanno sorridere. E poi vorrei evidenziare un dato che è andato in controtendenza. Sabato il Cosenza, a differenza di tutte le altre partite, ha dato il meglio dal 60° in poi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista del gioco. Cosa che le altre volte... E questo che significa? Lo chiedo all'allenatore.
Probabilmente, sicuramente sull'onda emotiva, ripeto, il fatto di trovarsi un po' con l'acqua sopra la testa ti dà qualcosa in più qualora ci siano i presupposti di uomini con gli attributi. In più c'è sicuramente una condizione che va migliorando e non dimentichiamo che il Cosenza gode di giocatori insomma abbastanza eclettici fisicamente, breve linee, quindi voglio dire non è che ci voglia tanto per andare in condizione. E l'uomo in più davanti ha portato qualche beneficio. Non so se hanno rimesso a posto il Sì, adesso micro... sembra che finalmente, sembra che sia poco. Allora ringraziamo tutti i tecnici che sono riusciti finalmente a rimettere a posto il microfono. Vai. No, io per quanto riguarda il problema degli attaccanti, onestamente devo dire che un po' dissento da quello che ho sentito, perché qui c'è un problema, qui la squadra gioca bene, finalizza bene, arriva in aria purtroppo e non riusciamo a mettere la palla dentro. Abbiamo visto ieri alcuni errori macroscopici, un attaccante non può assolutamente fare alcuni errori quando si trova vicino al portiere. Noi purtroppo spesse volte siamo arrivati lì proprio per fare gol e l'attaccante non è stato pronto per mettere la palla in rete. Allora, ma tu ti riferisci a chi? L'attaccante, ma la gente deve capire, ti riferisci a Maniera, a Di Piazza? Io mi riferisco a Di Piazza, Fraga, a Di Piazza. A Di Piazza, Di Piazza ha sbagliato, allora un gol che non doveva. Ma l'ho detto già io all'inizio. Però allora a questo punto, siccome noi abbiamo 4 attaccanti, però abbiamo visto che purtroppo, che sarà stato sicuramente un bel giocatore, Perez purtroppo non va, non sta andando, al Cosenza purtroppo non ha trovato l'ambiente giusto, il clima giusto, non lo so. Perez è un attaccante purtroppo non che è un attaccante di peso per il Cosenza adesso. Allora, se il presidente Guarascio, che è attento a queste cose, lo salutiamo il presidente che ci segue sempre. Se questo giocatore che Alessandro è andato a verificare un giocatore importante di peso, ha fatto tanto, se Braglia lo conosce e se è libero, perché noi non dovremmo pensare? A me non me ne frega niente che siamo 26, siamo 27, arriviamo a gennaio e saremo 24, ma qual è il problema? Se il problema è del numero, secondo me non esiste. Se il problema invece è un problema che questo giocatore è un peso che costa troppo, no, è diversamente, questo lo deve decidere il presidente. Però io, conoscendo il presidente che è capace poi alla fine di far uscire dal cilindro tutta questa situazione, potrebbe alla fine andare da Braglia e dire: Braglia, com'è questo giocatore? Lo vogliamo prendere? Tu ritieni che questo giocatore ci può far fare la differenza, ci può mettere la palla in rete più volte, perché siamo il peggiore attacco? Un motivo c'è. Allora, per cui c'è bisogno di un attaccante. C'è bisogno di un portiere, vediamo se c'è bisogno di un portiere. Adesso pensiamo all'attacco che è svingolato, è bravo e qualcuno ce lo potrebbe fregare. E invece, siccome Braglia lo conosce, se viene a Cosenza è una bella partita che si gioca il Cosenza. Benissimo, allora Alessandro. Questo è il mio pensiero. Poi il pensiero hai sentito sia quello di che se dobbiamo fare Gianluca, hai sentito fantapolitico, fantacalcio, vedere Gerry Bacoco con la maglia del Cosenza. Mamma mia, ragazzi. Scriverei subito. Subito. È proprio quel giocatore che si mette. Sarebbe in un certo senso, anche se con caratteristiche è un diverse, lusso, diciamo un ritorno, non dico di Okereke, ma di un giocatore da strappo insieme a Tutino, perché poi dobbiamo pensare sempre alla prospettiva. E io capisco che ci sono delle difficoltà, ma le difficoltà economiche devono essere anche messe sul piatto di un'eventuale retrocessione, perché bisogna dirle le parole, sono cruenti. No, è bene che le diciamo oggi, che 8 di ottobre diciamo le cose. Bisogna dirle, bisogna fare sentire anche alla piazza che il Cosenza può retrocedere. Bravissimo. Anche chi di dovere. Speriamo di no, speriamo di no. Però bisogna cercare il modo di giocarsela questa cosa, perché ritornando al finale della partita di Carpi, sottolineiamo tutte le cose positive. Il Cosenza viaggia in ogni partita in trasferta con almeno 400 tifosi al seguito. È vero. Non so quante squadre le abbiano. Bravo. Il Cosenza ha giocato praticamente in casa a Carpi. Il Cosenza fra 15 giorni avrà di nuovo la possibilità, e il pubblico lo sa e deve stringersi intorno a questa squadra, perché è un patrimonio della città e della provincia questa squadra. La Serie B è molto, 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 molto diversa dalla Serie C. Perdere la Serie B sarebbe un danno immateriale e materiale davvero incommensurabile per Cosenza Sportiva. Qui stai facendo anche tu l'appello. Stai facendo anche tu l'appello allora. Non si può pensare, io sto facendo un appello trasversale, non si può pensare di fare il bilancino, perché la B è inflessibile. Al girone di ritorno, se il Cosenza non ha i punti che deve avere, sarà davvero un pianto greco. Io sono positivo. Però, vista la professione che faccio, non posso incantare il pubblico dicendo una cosa che non penso. Faremmo un cattivo servizio. Come no? Faremmo un cattivo servizio al dire che la squadra così com'è va bene. La squadra
sta dimostrando di avere delle qualità, poteva avere 4 punti in più sicuramente. Se questi 4 punti non li ha, Franco, ci sarà un motivo anche tecnico, non è sicuramente solo la sfortuna, e quindi svestiamo i panni dei tifosi, c'è sicuramente qualche lacuna, qualche difficoltà, e questa difficoltà non può essere gestita così, bisogna prenderla adesso, mettere i puntini sugli i in questa sosta, perché con il Foggia di nuovo ogni partita il Cosenza si gioca un pezzetto di Serie B, e con il Foggia che ritorna una partita da annali sentitissima, arriva una super squadra al San Vito, dove il Cosenza ha bisogno della propria piazza, ha bisogno di una super prestazione per tirare fuori 3 punti, perché il Cosenza deve vincere una partita, altrimenti uno, dove andiamo? 4 punti, siamo ultimi. Gianluca, secondo te, se dovesse restare così a 19 squadre, il format della B, aspettiamo lentella da un giorno all'altro quello che succederà, il Cosenza secondo te quanto potrebbe girare? Fai una proiezione. Io prima ho dimenticato di evidenziare quello che è il giocatore più importante che il Cosenza ha perso in questo inizio di campionato, che è l'entusiasmo. L'entusiasmo che si era creata con una B sperata è arrivata alla grande con dei playoff, che poi gli eventi sia tecnici sia dentro che fuori dal campo hanno man mano messo un po' a tacere. Però c'erano 7.000 spettatori la partita col Perugia, Gianluca. 7.000 c'erano. No, ma ci mancherebbe altro. 7.000 il Cosenza in Pile dovrebbe fare tutte le domeniche, voglio dire, visto il potenziale che ha e visto quello che abbiamo appunto avuto la fortuna di vedere nei playoff, è chiaro che il pubblico ha dimostrato che nei casi e nelle partite importanti il Cosenza c'è, lo ha detto anche Alessandro, i 400 di Carpi sono quelli che ci sono stati anche a Paternò e ad Acropoli. O magari ad Adrano, no? Esatto. Però dal punto di vista tecnico, ripeto, non bisogna pensarci, perché signori miei ci vogliono 2 mesi dove il Cosenza dovrà fare 8 o 9 partite. E piangere adesso o mettere in evidenza adesso quelle che sono le lacune di una squadra, secondo me non fa bene. Fa benissimo Braglia, tecnico esperto, ad esaltare quello che ha in mano e le prestazioni che sta facendo, perché secondo me è il primo consapevole dei limiti della propria squadra e che sta cercando di nascondere cambiando spesso, che è una cosa che non depone bene ma che deve necessariamente fare per trovare il bando della matassa. Allora, se questo oggi ti comporta avere 2 punti, sicuramente è drammatico dal punto di vista sportivo, ma potrebbe essere, come ha detto Alessandro, l'inizio sabato per un nuovo percorso a partire dalla partita con il Foggia, dove necessita l'entusiasmo. Una squadra neopromossa vive sugli entusiasmi e spesso e volentieri inizialmente parte sempre alla grande. Noi a questo ci è mancato e adesso lo stiamo pagando, perché poi siamo una tifoseria anche un po' che va a deprimere, si deprime troppo facilmente e viviamo con la paura o con l'angoscia. Signori miei, l'anno scorso non pensavamo di, quest'anno stiamo pensando già. Gianluca, però, assolutamente no. No, concludo. Io penso che esatto. Nessuna squadra d'Europa ha patito. Ma la colpa è nostra, non è di nessun altro. La colpa è nostra fino a prova contraria. Ci arriva un messaggio che ci potrebbe essere, io uso il condizionale, il ritorno di Loviso. Comunque io penso che questo Loviso, ve lo ricordate? Sì. Entriamo nel discorso di prima, se Loviso viene per fare spogliatoio io dico che non ce n'ha bisogno, se Loviso viene che secondo la differenza se sta bene, voglio dire, sembra un giocatore che ha giocato in A in B, perlomeno se calcia. Però usciamo da questa logica, guarda, stasera stiamo usando una logica secondo me di troppo pessimismo. Cioè io penso che noi dobbiamo... ma non confondere però, come dicono, la realtà col pessimismo. Non confondiamo la realtà col pessimismo, nel senso che... Nessuno esclude che c'è una classifica precaria. Esatto, noi abbiamo... Alessandro ha parlato della classifica. Siamo a 6 partite, il Cosenza ne ha pareggiate 2 fuori casa, ne ha perse 2, ne ha perse 2, va bene, una l'abbiamo persa a tavolino, la 7ª e via dicendo. Ma questo... Però io penso che da come il Cosenza ha giocato
ieri, ma già con Livorno, probabilmente il Cosenza gli è venuto in mente, ha fotografato il primo 60 di Livorno e li ha messi in campo ieri sabato col Carpi, perché abbiamo visto quasi la stessa identica partita che abbiamo fatto con il Livorno. Se questo è vero, è chiaro che adesso c'è una carenza di gol, perché la palla bisogna metterla in rete, che ci può fare il proprio Braglia se noi facciamo 7, 8, 10 azioni. E che mi dici di Loviso, di un eventuale ritorno di Loviso? Che mi dici? Io penso che Loviso è un giocatore d'esperienza. Franco, ma se Loviso... Se c'è già stato, l'anno scorso non è stata un'esperienza positiva per lui, ma per motivi anche, che si è infortunato. Però esatto. l'ho visto, secondo me, però il finale del campionato è stato determinante. È l'unico che può dare veramente alla squadra, in alcuni momenti può dare alla squadra quell'equilibrio che purtroppo a centrocampo manca. E quindi riavremo nuovamente il centrocampo dovesse arrivare Loviso dello scorso anno, caro mister. Però, no, Franco, il Palmiero, il Mungo, Bruccini, Loviso. Se Braglia ha cambiato modulo, ci sarà un motivo. Adesso ce lo facciamo spiegare. Quando Braglia passa da alla difesa Gagliardi. a 4, significa che lui è cosciente che sia Corsi che Dorazio possono fare anche i terzini, per cui si chiude nella difesa. Un centrocampo più massiccio, con Bruccini e Verna, poi andremo a vedere, con il nostro Mungo che gioca dietro le punte, e due attaccanti, se un pochino... un centrocampo a rombo, te lo spiego io, un centrocampo a rombo. E difatti il Carpi non ha fatto quasi il cui vertice basso era Mungo e il vertice alto era Garritano. Che è un errore che ci può stare, e probabilmente sa il nostro portiere che deve riposare un po' questo portiere. Bravo, ma deve riposare. Deve riposare. Questa è la mia idea. Gianluca, allora mandiamo il signor Aldo Cennamo, perché arrivano anche tanti messaggi per lui, a Coverciano andiamo a fare il professore, di musica. È una bella idea. È una bella idea. Allora, Gianluca Gagliardi, hai visto? Mi è piaciuto perché gli ho spiegato il centrocampo a rombo, il vertice basso che era praticamente... Ma l'avevo previsto il 4-3-1-2? Sì. Non è che... Poi il vertice alto era dietro le... Se riesco a parlare, il vertice alto che era Garritano dietro le due punte. Allora, mi dice la differenza, la vogliamo spiegare gentilmente ai nostri telespettatori, la differenza di un 3-5-2 con in fase difensiva una difesa che diventa 5 e un 4-3-1-2 o un 4-4-2 come ha giocato poi negli ultimi 10 minuti Braglia? Grazie. Ma prima tra le righe l'ho detto, spiegati meglio, capito? Visto che la nostra trasmissione è molto tecnica, allora... È l'interpretazione che si vuole dare poi al modulo, giocare a 3 con 2 esterni che hanno spiccate doti offensive, come l'ha potuto fare la Juve con Quadrado, per esempio, o la Fiorentina di Pioli con Bernardeschi. Mettere un esterno di queste caratteristiche significa dare sicuramente un'impronta più offensiva e una squadra più votata alla difesa alta, del recupero della palla. Viceversa, se metto 2 terzini che hanno più attitudine a livello difensivo e comunque chiedo un'uscita delle mezzale piuttosto che degli esterni, significa abbassarmi e difendermi nella propria metà campo. Questo dal punto di vista della fase di non possesso. Poi io ricordo il 3 è partito alla grande grazie all'esempio... Arrende è partito l'anno scorso. Diciamo, prendiamo ad esempio sempre le cose più grandi di noi, quindi la Juve di Conte, no? Che e tu fai riferimento sempre là. Ma vado lì perché è l'esempio della squadra più forte degli ultimi 6 anni in Italia, con un'interpretazione di modulo che era ultra offensiva, perché andava ad attaccare con i 2 terzini alti, cose che difficilmente si fa in Serie B e Lega Pro, perché si tende più ad aspettare e fermarci nella nostra metà campo. Ma ripeto, al di là di questo, conta l'interpretazione del modulo. Posso farti una domanda, mister? Prego. Andiamo in pubblicità. Enzo. Te la faccio dopo al mister. Allora, il mister intanto deve spiegare, stava finendo il discorso del 3-5-2, del 4-4-2, del 4-3-1-2, e allora andiamo in pubblicità, restate con noi, perché poi nella seconda parte vedremo anche il filmato sul Crotone e il filmato delle squadre di Serie C calabresi. Grazie, pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Eccoci qua, terza ed ultima parte. Mister, allora stavamo dicendo 3-5-2, 4-4-2, la differenza No, perché abbiamo molta roba da vedere, Aldo, grazie.
Sì, vabbè, il 4-4-2... No, io parlavo della linea difensiva, a 4 oppure a 3. Su questo volevo intervenire. Sì, la linea difensiva a 4, poi ripeto, dipende anche sempre dalle caratteristiche dei giocatori. Scusami Franco, ma io devo fare l'esempio per farci capire dalla gente. Avere un giocatore come Caldara, per non dire Bonucci, significa che è un giocatore ideale per la difesa a 3. Avere giocatori che tecnicamente non sono granché e probabilmente nella difesa a 3 farebbero fatica, perché bisogna giocare e far girare la palla necessariamente per creare quella superiorità numerica in fase di impostazione. Cosa che, giusto per intenderci, ieri chi ha visto Spal Inter ha fatto notare il Bonadani come la Spal giocasse da dietro in ogni caso e l'Inter l'andava a prendere alta. Allora, personalità, capacità ti fanno scegliere poi il modulo giusto e il modulo più adatto sempre alle caratteristiche dei giocatori. Benissimo, allora Enzo Leonetti, mi mandi l'altro servizio che ha confezionato per noi Gianluca Pasqua, dove ci sia il Crotone e anche le squadre di Serie C. Ti ringrazio. Troppo poco per vincere, ma quasi il necessario per non perdere. Il Crotone esce sconfitto dal confronto della favorita, rilanciando le ambizioni del Palermo e frenando ancora una volta la propria rincorsa alle prime della classe. La squadra di Stroppa non demerita al cospetto dei rosanero alla prima uscita con Stelloni in panchina, ma viene punita in una delle rare occasioni capitate in una gara senza tante emozioni e condizionata dalla paura di perdere di entrambe le squadre, quasi annullate dai timori e dall'estrema concentrazione delle difese. I rossoblù giocano bene, ma la manovra ispirata da Barberis al rientro in campo e Benali non produce nitide occasioni da gol. L'unica, chiara, arriva a fine primo tempo, ma è per il Palermo che con Nestorowski impegna Cordaz reattivo sul colpo di testa della punta macedone. La ripresa non si discosta dal copione, il Crotone senza Nalini infortunato e ancora meno pericoloso, il Palermo si affida alle invenzioni di Nestorowski, controlla le ripartenze degli ospiti, l'ultima firma di Simi che arrivato in area prova la conclusione ignorando Firenze in posizione privilegiata e punge nel finale in modo letale. Il tiro del capitano rosanero non sembra irresistibile, ma la deviazione di Marchizza gela Cordaz che incassa la rete del successo siciliano. È una beffa, sì, come poi diciamo che in ogni errore noi stiamo pagando a caro prezzo nelle ultime partite soprattutto. Mi piace l'atteggiamento perché comunque devo trovare qualcosa di positivo e la prestazione di venerdì scorso in 1 in meno, quindi in inferiorità numerica per tutta la partita, è stata straordinaria. E oggi sapevamo che chiaramente col cambio di allenatore, con una reazione nervosa, il Palermo poteva eventualmente avere una capacità di tenere il campo magari diversa rispetto a come teneva prima. Non abbiamo sofferto, perlomeno siamo riusciti a fare un'ottima fase difensiva senza concedere niente e ripeto, il secondo tempo stava andando come poi l'avevamo preparata. In Serie C, sfumato per il momento il derby tra Catanzaro e Regina, è stato un turno negativo per le calabresi. A Castellammare di Stabia la differenza l'hanno fatta gli oro gol di Carlini e Calò. Il primo ha superato Savelloni con una parabola velenosa, il secondo, dopo il momentaneo pareggio firmato da Vivacqua su asti del solito Rossini, con un gol da Cineteca trovato direttamente dal corner. Al Massimino non ha avuto vita facile da Vibonese, dopo il vantaggio firmato da Viaggianti, bravo a girare di testa un calcio d'angolo di Lodi, la reazione dei rossoblù che hanno sfiorato il pareggio con Silvestri prima e poi sull'azione innescata dal calcio e punizione di Scaccabarozzi. Poi nella ripresa il rigore conquistato da Mannè e trasformato da Lodi e il gol di Aia per il 3-0 definitivo. 3-0 dunque la Vibonese, ha perso anche il Rende. Per 2-1 abbiamo visto davvero dei bei gol, hai visto Alessandro? Comunque introduciamo questo Crotone. Stroppa parlava di aver tenuto bene eccetera, poi alla fine c'è stato questo tiro di Nestorowski che è urtato a Marchizza e quindi una deviazione ha battuto Cordaz proprio nei minuti finali. Il Crotone diciamo che era lì per portare a casa lo 0-0 dopo l'altro pareggio interno, ne abbiamo parlato la scorsa settimana contro il Foggia, però con un uomo in meno per quasi tutta la partita. Te la parola. Io ho visto gli ultimi 20 minuti della partita, mi sembrava una partita un po' addormentata, un po' così, ondeggiavano un po' le due squadre, il Crotone si difendeva, ha avuto quella ripartenza con Simmi, però la difesa del Crotone mi è sembrata in quei 20 minuti un po' poco cattiva proprio per una partita così importante. Io conosco poco il carattere di Stroppa, mi sembra un allenatore però che abbia qualità, non me la sento di bocciarlo per una sconfitta o per una situazione così negativa, perché è uno sport molto facile quello di bombardare l'allenatore quando si perde.
Il problema è che il Crotone forse ancora evidentemente non si è calato nella dimensione della B. Se guardiamo l'organico è più una squadra di A che di B. Non vorrei che giocasse con un atteggiamento di questo genere qua, perché in B bisogna essere cattivi, cinici, concreti e veloci. Non ho visto il Crotone in questa maniera. Ha un organico di primissima importanza, una società che sa e che vorrebbe tornare in A, sa pure che non è così algebrica la cosa o matematica, che si ha una squadra forte e si vince. Però cosa ha il Crotone in più delle squadre che sono attardate? Ha un grandissimo organico che non appena si innesca è una B atipica, perché poi a 19 è il problema per chi si deve salvare, è il problema anche per chi deve salire, perché le partite sono di meno, ce ne sono 6 in meno in questo momento, sbaglio Franco? Sì, sì. Sono 6 partite in meno, sono 18 punti in meno, quindi il campionato finisce un mese e mezzo prima dalla percezione, quindi è una Serie B atipica. Bene. E anche il Crotone non è che possa perdere più tanto tempo. Stellone, per quello che ha potuto, è tornato a Palermo. La cosa che non mi è piaciuta della dichiarazione di Stroppa è stata questo indicare l'arrivo del nuovo allenatore. Sapevamo che questo non può essere una scusante per una squadra costruita per vincere. Gianluca Gagliardi, allora tu hai detto prima del Crotone, poi ai microfoni spenti parlavi anche del rientro di Barberis, eccetera. C'è anche una dichiarazione di Mister Drago, ho visto adesso su Tutto B, dove dice: ho visto un Crotone in difficoltà in fase difensiva. Se lo dice Drago è un buon... Quello che in effetti ha detto testè il nostro Alessandro. Se lo dice Drago sicuramente è una cosa abbastanza veritiera, visto che vive la situazione più da vicino. Io per quello che ho visto, secondo me, l'ho detto già nelle prime puntate, il Crotone tendenzialmente vive ancora sugli albori della Serie A, ha una mentalità più propesa all'impostazione, al giocare e meno a rincorrere l'avversario, e questo specialmente in mezzo al campo, una linea mediana già di per sé abbastanza tecnica, se ci aggiunge un Barberis dopo tanto tempo, probabilmente di fronte a Jajalo e a Trajkovski ha subito sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Questo non è sicuramente la motivazione, perché poi prendere un gol a 4 minuti dalla fine è un dettaglio che l'ha pagato Cariamaro, la deviazione, quindi l'autorete, ma nel complesso io sinceramente ho visto più Palermo che Crotone, anche se finisce la partita in parità non ha rubato nulla. Aldo, volevi dire qualcosa tu? No, per quanto riguarda il Crotone l'abbiamo detto già prima. Sì, perciò dico, voleva aggiungere qualcos'altro? Ha fatto un quadro ottimo per quanto riguarda, io ho detto che l'organico è il più importante, è il migliore, probabilmente Stroppa non è riuscito ancora con questi giocatori che sono da Serie A, sono stati da Serie A ad essere a calarsi in questa realtà della Serie B, che è una realtà, come dice Alessandro e come dice anche il Ministro, dove deve essere cattivo in alcuni momenti, devi giocare veramente dando l'anima. Se Stroppa continua a non fare risultato, probabilmente anche lui, come lui dice che quando si cambia allenatore probabilmente c'è la scossa, questo ho voluto significare, ma la scossa ci potrebbe essere anche per lui se non dovesse in queste 2 o 3 partite che deve fare. Adesso la sosta probabilmente gli darà una mano, ma in queste 2 partite deve fare punto, altrimenti si trova già dalla parte destra a 7 punti, non è che è una classifica che gli sorride. Invece una squadra di questa portata con questo organico ha bisogno invece di fare molto ma molto di più per arrivare nelle zone alte, ma per arrivare alle zone alte ci vuole quello che abbiamo detto, calarsi nella realtà della Serie B ed essere cattivi quando si va in campo e determinati. Ok, grazie. Allora Enzo Leonetti, andiamo a vedere gentilmente il prossimo turno della Serie B, perché come tutti sanno, per gli impegni della nazionale del CT Mancini, sia la Serie A che la Serie B la prossima settimana osserveranno un turno di riposo, quindi questo è il prossimo turno: Ascoli Carpi, Benevento Livorno, Cittadella Brescia, Cosenza Foggia, che si giocherà, vi dico subito, il sabato alle ore 15,
Esattamente sì, alle ore 15, poi abbiamo Lecce-Palermo, Salernitana Perugia, Spezia-Pescara e Venezia-Verona. Questo è un altro testacoda, Venezia-Verona. Alessandro, allora sia Alessandro che mister Gianluca Gagliardi che Aldo Cenno vogliamo parlare ora di queste partite, perché si inizierà il venerdì esattamente il 19 ottobre con Spezia-Pescara, anticipo su Rai Sport alle ore 21. Un'altra bella partita. Poi sabato 20 ci sarà Ascoli Carpi, Cittadella Brescia, Cosenza Foggia e Crotone Padova, e poi domenica 21, sempre il discorso dello spezzatino, Salernitana Perugia, Venezia Verona, Lecce Palermo, e lunedì 22 il posticipo che riguarderà Benevento Livorno, riposerà la Cremonese. Alessandro. Sì, Benevento Livorno per esempio è una partita interessante, perché il Benevento arriva da risultati negativi, il Livorno, visto all'opera nelle ultime partite, mi sembra una squadra un po' sconquassata dal punto di vista atletico e forse anche tattico. E poi c'è quel Lecce-Palermo, che è con questo Lecce che è costruito con il classico atteggiamento da outsider. Sì, io l'ho visto giocare a Verona, mi è piaciuto moltissimo. Una squadra costruita bene, che ha dei giocatori anche molto interessanti, vediamo cosa succederà. Per quanto riguarda Cosenza Foggia, ne abbiamo parlato, non dico in lungo e in largo, però qualcosina bisogna dirla. È un Foggia costruito per bruciare subito l'handicap e ci è riuscito. Si è portato a 4 punti e vuole guardare alla zona alta della classifica, dove secondo me può arrivare e può ambire. Certamente il Foggia non concorrerà, a meno che non vadano in crisi improvvisa per la zona salvezza. Poi ci sono delle partite, dei testacoda importanti. Ieri le squadre della bassa classifica hanno perso e la zona retrocessione è abbastanza bloccata. Partite difficili sulla carta appunto per il Livorno, Venezia-Verona è un derby. Crotone-Padova pure. Crotone-Padova, dove ci sono i pitagorici che puntano, ecco adesso puntano chiaramente al riscatto. Il Padova, dopo aver recuperato 2 gol in casa col Pescara, è passato in vantaggio a Brescia, ha beccato 4 gol, quindi c'è area di crisi. Una classica come Salernitana Perugia, insomma, ce n'è per tutti. Vero. Insomma, anche a Spezia, non è che la partita sia così banale, Spezia-Pescara. Gianluca Gagliardi, allora, inquadriamo questo ottavo turno, partendo naturalmente dalla Calabresi, da parte del Cosenza, che ospiterà fra 2 settimane il Foggia di Grassadonia, che come diceva Alessandro ha bruciato l'handicap di 8 punti, è una squadra costruita bene, è una squadra che per quanto mi riguarda, se dovesse mantenere questo passo, sicuramente si terminerà la sua corsa nei play-off. E poi c'è un Crotone-Padova, il Padova che vinceva a Brescia, poi ha beccato una quaterna, e il Crotone che non sappiamo se con questo o con un nuovo allenatore affronterà questa squadra per un riscatto immediato. Sì, non bisogna dimenticare che la B insomma, è un campionato strano, che ci sono degli alti e bassi come in qualsiasi campionato, ma la B lunga come è sempre stata, al contrario di quest'anno ci ha insegnato che i giudizi troppo in fretta poi vengono subito smentiti. Il Benevento, parlavamo di organici, il Benevento è nettamente l'organico più forte della B, ma di gran lunga sia per numero di giocatori che per qualità ed esperienze dei giocatori nella rosa. Il Verona non dico altrettanto perché ha dei giocatori importanti, ma io l'ho vista contro il Lecce. Il Lecce, io lancio adesso a voi una provocazione. Chi erano gli attaccanti del Lecce l'anno scorso in Lega Pro e chi sono adesso quest'anno in Serie B? L'anno scorso c'era Di Piazza, mi pare, no? Torromino. Torromino non c'è, Caturano non c'è. Quest'anno c'è la Mantilla e Palombi che hanno preso dalla Lazio. Signori, Palombi, giocatore della Lazio che l'anno scorso ha debuttato, ha fatto 2 partite e l'ha preso il Lecce. È chiaro il messaggio. È chiaro il messaggio. Sì, il messaggio è chiaro. La Mantilla, Palombi, non ci sono tutti il rispetto per Di Piazza, il rispetto per Caturano, il rispetto per Torromino, ma c'è la Mantilla che è arrivato dalla Serie B, dall'Entrele, hanno preso Palombi dalla Lazio. Se il Brescia fa 4 gol a Padova e ne fa 3 un certo Donnarumma, non è che Donnarumma l'ha scoperto il Brescia, Donnarumma è il capocannoniere del campionato scorso. L'hanno scoperto i soldi, gli investimenti. Esatto, quindi voglio dire, se si fanno dei sacrifici allora si possono anche pretendere, se no i miracoli non si fanno ogni anno. Aldo Cenno, ma sei d'accordo su quello che ha detto? L'anno scorso il Lecce hai sentito chi aveva, no? Aveva Di Piazza, aveva Torromino, Caturano, quest'anno c'è la Mantilla e Palombi, quelli che hanno giocato all'inizio a Verona. Maniero e Di Piazza. Adesso Maniero non è che è un brocco,
ma io ho fatto... No, ma noi si parlava del Lecce. Ma dico no, il Lecce secondo me vuole vincere il campionato. Ieri ha vinto col Verona. In trasferta. Le partite più importanti secondo me sono Spezia... Vediamo nuovamente il quadro, per favore. Enzo, eccolo là. Spezia Pescara ieri Okereke è finito su tutti i giornali nazionali. Okereke, degli scontri che possono interessare il Cosenza, perché nella bassa classifica a 5-6 punti ce ne sono parecchi che vanno a farsi dei confronti. Se il Cosenza, come dice Alessandro, io me lo auguro, dovesse e deve vincere, deve giocare, andrebbe già a 7 punti, la classifica, il Cosenza si porta leggermente più in alto, quindi sono partite importanti. Poi la Serie B è una Serie B che quando vince 2 o 3 partite ti trovi in alto, quando perdi 2 o 3 partite ti trovi in basso, la classifica è corta, c'è tutto un discorso da fare, però è una Serie B interessante e secondo me alcune squadre ancora non hanno espresso quello che dovrebbero esprimere, soprattutto il Benevento, che si trova a 10 punti ed è una squadra, come diceva il mister, importantissimi giocatori importanti, a 10 punti, il Crotone a 7 punti, quindi ancora siamo lì. Speriamo che tutto questo poi ritrova il Cosenza nelle zone alte. Allora, Enzo Leonetti, per favore, se ci mandi il prossimo turno della Serie C, perché la Serie C continuerà a giocare sabato e quindi ci saranno le partite in programma con il Rende che tornerà a giocare in casa contro il Potenza sabato prossimo. Allora, Casertana-Catania, Matera-Francavilla, Paganese-Catanzaro. Abbordabilissima per il Catanzaro questa trasferta di Pagani. Regina Siracusa, dicevo Rende Potenza, Sicola Leonzio Rieti, Trapani Biceglie, Vibonese Cavese, Viterbese Monopoli. Non sappiamo se ancora ci sarà un rinvio, Alessandro, su questa Viterbese. Significa che siamo arrivati a Natale e la Viterbese non giocherà mai. Ma posso cavarmela solo con un... Sì, meno male che il 22 ci sono le elezioni e quindi sarà eletto Gravina, dovrebbe essere lui il nuovo presidente della FIGC, e che si rimetta tutto a posto, così dal prossimo anno si andrà solo ed esclusivamente al TAR del Lazio, non ci saranno più i 3 gradi di giudizio nemmeno per quanto riguarda il discorso sportivo, quindi tutta questa situazione che si è venuta a creare, questo procrastinare di mesi in mesi, perché da luglio siamo arrivati ad ottobre. E Lentella? E Lentella non sappiamo, da un giorno all'altro dovremmo sapere. Tra le altre cose vi do una notizia che Cassano dovrebbe firmare con Lentella, perché da questo pomeriggio si allena con Lentella. Però non sappiamo. È un bel segnale, se Cassano è andato a Lentella, è un segnale che Lentella probabilmente potrebbe essere la 20ª squadra. Potrebbe essere la 20ª squadra. Detto dal lato del Cosenza, speriamo che ci sia questa 20ª squadra, così il Cosenza ha anche un'ultima partita da giocare. Bravo, questo è importantissimo. Detto questo, Cassano in B sarebbe importante, anche perché con Gozzi parlano ormai da oltre un anno, lui è lì a Genova, a Chiavari sarebbe un tiro di schioppo. Quarto d'ora, 20 minuti. Quindi questo. Per quanto riguarda invece la Serie C, Catanzaro, come dicevamo prima, Pagani ha una partita che sulla carta dovrebbe essere alla sua portata, poi c'è il big match che è Casertana-Catania. Rende Potenza è una partita da vedere, perché il Rende gioca molto bene, il Potenza è una squadra tosta. La Vibonese è uno scontro diretto che può far suo. Vediamo un attimo se Enzo Leonetti ci manda la classifica della Serie C, dove c'è il Trapani al primo posto, poi vediamo un attimino, il Rende è stato sconfitto, è rimasto a 9 punti. No, questa è la B, no, non la B, per cortesia, la Serie C, abbiamo la classifica generale, dovremmo avere della Serie C, comunque ve la leggo io come l'altra volta. E allora Alessandro, anche qui il Trapani, voglio dire, è una di quelle squadre che è partito con il favore del pronostico, così come anche la Casertana, no? Casertana, diciamo, che ha vinto. Le squadre forti. Eccola là, grazie Leonetti. La Juve Stabia è una certezza. Il Trapani, anche se non è il solito Trapani, è sempre una squadra con una società forte alle spalle. Eccola là, la Casertana. Il Catania, 2 partite giocate. Catanzaro in ritardo, anche se è una partita in meno. Che succede? Poi insomma la zona bassa è già bella e definita, nel senso che si sono già schierate, le squadre più forti cominciano ad uscire fuori, con il Rende che è la lieta sorpresa fino a questo momento, che è terzo in classifica a 9 punti, un po' come... La Vibonese ne ha 4 punti per la Vibonese, esatto, e poi la Viterbese 0 perché non ha mai giocato finora, Paganese 1 punto, Potenza 2 a salire. Poi c'è anche la Regina che deve recuperare la partita con il Catanzaro. Domani mi pare che recuperano.
Quindi domani, domani c'è la Coppa Italia, Aldo, c'è la Coppa Italia tra Catanzaro e Rende domani. Quando recuperano? Ancora non è stato stabilito. Domani c'è Coppa Italia, vero mister? Catanzaro Rende domani di Coppa Italia. Così dicono. Così dicono dalla Lega. Il Lega Pro Rende potenza, dimmi. Lega Pro penso che in un'ipotetica griglia di partenza la Casertana e il Catania sono davanti a tutti. Juve Stabia e Catanzaro subito a ridosso. Per quanto riguarda invece la partita di domenica, il Rende, se è vero quello che avete detto, incontra la peggiore squadra poiché ha cambiato allenatore, quindi se tanto da tanto sarà uno scoglio duro. E allora, Aldo, volevi aggiungere qualcosina tu su questa sconfitta? Perché poi Calò ha trovato praticamente il giorno della domenica con questo gol bellissimo su calcio d'angolo, forse lì il portiere nel primo gol l'ho visto Savelloni un po' avanzato, nel secondo gol ho visto che la traiettoria poi è stata veramente arcuata, per cui ha sentito il vento di questo tiro. Due partite difficili del Rende, quella col Catania e quella col Castellano, però è rimasto con la Juve Stabia, è rimasto a 9 punti. Al terzo posto a 9 punti, adesso c'è sta partita che deve fare col Potenza se la vince, però sta facendo un ottimo campionato, ha messo punti in cascina importanti il Rende, quindi vuol dire che la squadra c'è, il mister è un giovane bravo, l'abbiamo già detto, l'abbiamo avuto qui, per cui se il Rende dovesse continuare in questa maniera il prossimo anno sicuramente farà di nuovi playoff e gli auguro tanta fortuna. E auguro tanta fortuna. Alessandro, siamo in chiusura, ricordiamo che servirà questa sosta di campionato per le squadre di B, in particolare per il Crotone che viene da un punto nelle ultime due partite, per il Cosenza che deve prendere un po' il passo giusto, sperando che a Carpi questo pareggio di Carpi possa portare un po', come dire, di tranquillità, serenità nella squadra. Sì, un po' di serenità la porta, chiaramente non è che possono rilassarsi, la squadra riprende a allenarsi mercoledì alle 16, quindi 3 giorni pieni di riposo, 2 giorni e mezzo pieni di riposo, giustamente, anche perché c'è la sosta, poi c'è da preparare questa partita molto insidiosa che è un classico, ricordiamo partite davvero straordinarie al San Vito con il Foggia in C, partite con un Catino Bollente in C, in B, insomma è sempre stato un bel vedere, quindi anche stavolta ci sono caratteristiche importanti, con che non è che può andare troppo con il Soltire e con la Marcord. Sonero c'è Grassadoni in panchina, anche lui è un ex. Ma poi mette bene le squadre in campo Grassadoni. Grassadoni è un allenatore bravo dal punto di vista tattico, lo ha dimostrato anche. L'anno scorso a Vercelli ha avuto ma a Vercelli c'era un po' di baruffa, e anche lui è cascato in questa situazione qua. Adesso a Foggia è partito di slancio, è una squadra tosta, classica di categoria, con giocatori molto esperti. C'è anche Mazzeo, un altro ex. L'altra volta parlavo con un amico addetto ai lavori, Mazzeo l'unica parte dove non ha fatto grandissime cose è stato Cosenza. Può succedere, poi Mazzeo è stato protagonista ovunque, è un giocatore di gran classe secondo me, che nonostante abbia una sua età è adorabile per come tocca la palla, per come sa far risalire la squadra quando va palla al piede. Alessandro, prima di dare la parola a mister Gagliardi sul discorso praticamente della sosta di campionato, volevo che tu ricordassi la partita che ci sarà giorno 11 tra gli avvocati di Cosenza, tra la squadra di calcio forense, gli avvocati di Cosenza e appunto il Cosenza Calcio. Si giocherà a Real Cosenza, mi pare, alle ore 18. Sì, per raccogliere i fondi contro questa malattia difficile che è il tumore del sangue, quindi c'è grande attenzione e soprattutto si spera in una partecipazione solidale della Cosenza sportiva e della Cosenza civile che non manca a questi appuntamenti. Allora Gagliardi, 1 minuto e 30 secondi per Aldo, siamo in chiusura. Questa sosta di campionato capita a puntino, no? Sì, penso proprio di sì, perché serve al Cosenza per approfondire il discorso tattico appunto su questo nuovo modulo, in modo tale che si migliorano tutte le situazioni e si prepara una partita difficile che speriamo che questa sosta viceversa faccia male al Foggia, visto che viene da 3 o 4 vittorie consecutive, è una squadra che viaggia a 1000. Io ho visto la partita per intero a Benevento, dove vinceva 3-0, mi ha fatto un'ottima impressione perché non si è mai disunita, non ha mai perso la testa anche quando a Benevento hanno acceso gli animi. E sicuramente è tosta perché davanti a gente veloce, tecnica come Galano, soprattutto Galano,
però lascia enormi spazi e il Cosenza dovrà essere bravo, come ha sempre fatto quando trova queste squadre, ad andare ad attaccare questi spazi con la giusta cattiveria e forza. Aldo, 30 secondi, sosta di campionato. Io confido che ci sia il pubblico delle grandi occasioni, che è il 12° uomo in campo. Se il Cosenza gioca con la determinazione che ha fatto vedere sia a Livorno che a Carpi, secondo me la partita possiamo portarla a noi a casa. È difficile, però il Cosenza deve vincere questa prima partita per uscire da questa situazione. Braglia l'ha detto, se il Cosenza vince una partita sicuramente cambierà il registro, per cui io spero che il pubblico e la squadra in questi 15 giorni possano dare il massimo per arrivare a questa partita vincente. Ecco. Benissimo, e tutti noi speriamo in una forte ripresa sia del Cosenza che del Crotone, appunto da qui a 14 giorni quando riprenderà il campionato. Grazie ad Alessandro Russo di Gazzetta dello Sport per essere stato con noi anche oggi, grazie al mister Gianluca Gagliardi. Grazie a te Franco. E alle sue disquisizioni tecnico-tattiche, e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cename. È tutto da parte di Franco Segreto. Noi, nonostante la sosta di campionato, ci rivedremo lunedì prossimo, sempre alle ore 15, sempre da Teleuropa Network, e parleremo naturalmente e approfonditamente e specialmente della Serie C, perché la Serie C giocherà regolarmente. È tutto da parte di Franco Segreto, arrivederci, restate con noi. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!